In queste settimane abbiamo assistito a polemiche gratuite da parte dei vertici della Regione contro il Governo. Venerdì scorso in Commissione abbiamo chiesto da subito alcuni provvedimenti alla maggioranza e alla Giunta regionale, ci è stato risposto picche. Ecco, credo che l'atteggiamento del Partito Democratico in questi mesi sia stato improntato sempre alla collaborazione, senza per questo fare sconti anche su scelte sbagliate, ma capiamo il momento. In questo senso il nostro atteggiamento anche in questo assestamento sarà costruttivo ma fermo. Abbiamo detto che il disegno di legge che approda in aula è un disegno di legge di routine, ma la routine non è ammissibile in un momento straordinario. Per questo i nostri emendamenti vanno in direzione di un sostegno forte alle imprese del turismo, di un sostegno forte al mondo della ristorazione e dei servizi collegati, di un sostegno forte agli operatori della cultura. È il momento che la Regione faccia la sua parte, il Governo dimostra di voler fare la propria, lo sforzo concorde delle istituzioni può aiutare le imprese e i lavoratori in un momento difficilissimo. La situazione è sicuramente di nuovo difficile. In un momento come questo noi non possiamo esimerci dalle scelte, non possiamo accontentarci della critica o dello scaricabarile. Abbiamo un assestamento regionale e da questo assestamento regionale ci aspettiamo risposte chiare, immediate e la capacità di darsi delle priorità. Sul trasporto pubblico locale, che è competenza della Regione, su cui scontiamo gravissimi ritardi, sugli operatori dello spettacolo e del turismo, che sono i settori più in difficoltà e che hanno bisogno non solo della vicinanza dello Stato, ma anche di questa Regione. È il momento delle scelte, non è il momento di cercare colpe o di scaricare responsabilità. Ci aspettiamo che anche questa Regione faccia la sua parte.